Buonasera dal TG2, un voto al quale guarda tutta Europa. I seggi si sono chiusi da poco e gli exit poll danno Emmanuel Macron rieletto presidente della Francia. Secondo i primi dati disponibili, Macron è in testa con più del 57% dei voti, mentre Marine Le Pen si ferma sopra al 42%. E questi dati dunque, vediamo se, ecco, vedete pronti i nostri inviati, ne vedete uno soltanto, Stefano Fumagalli, che è in collegamento con noi dalla località fuori Parigi, dove sono riuniti in realtà i sostenitori di Marine Le Pen. È così, Stefano? Sì. E qual è il Sì, è così, buonasera Adele. In effetti abbiamo visto anche qualche lacrima tra i sostenitori di Marine Le Pen all'uscita delle prime proiezioni. Se il risultato fosse questo, Le Pen avrebbe sì guadagnato 2 milioni di voti rispetto al 2017, passando da 10 milioni a 12 milioni di preferenze, ma la sconfitta resta comunque netta. Lei ha parlato subito, dopo 12 minuti dalla chiusura delle urne, è stata accolta da un grande applauso e ha parlato pochissimo, soltanto 8 minuti. Ha detto che il 44% circa rappresenta comunque una vittoria eclatante per questo partito. Ha aggiunto che la Francia è stata dimenticata, ha detto ma noi non dimenticheremo, e ha concluso che questo risultato secondo lei testimonia la sfiducia del popolo per questo governo. Allora sentiamo qualche estratto di questo discorso che c'è appena stato, poi a voi. Signore e signori, un grande evento di libertà si sarebbe potuto alzare sul paese. La sorte delle urne, che io rispetto, ha deciso altrimenti. Nonostante 2 settimane di metodi sleali, brutali e violenti, simili a quelli che subiscono tutti i giorni i francesi, le idee che noi rappresentiamo hanno raggiunto dei vertici in questo ballottaggio. Con oltre il 43% dei voti, il risultato di stasera rappresenta in se stesso una vittoria eclatante. Milioni dei nostri concittadini volevano scegliere per il cambiamento. Io voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dato la fiducia nei miei confronti al primo turno e quelli che a milioni si sono aggiunti a me nel secondo turno. Queste le parole della sconfitta Marine Le Pen, che come dicevamo secondo i primi exit poll è stata battuta dal presidente uscente francese. Ed eccolo il presidente con la consorte Brigitte. Macron ha seguito i primi dati, questi exit poll di cui vi rendevamo conto, dall'Eliseo, e qui lo vediamo durante la campagna elettorale, mentre ai piedi della Torre Eiffel è naturalmente cominciata una fragorosa festa di tutti i suoi sostenitori. Macron, lo ricordiamo, secondo i primi exit poll raggiunge il 57, anzi supera il 57% dei voti, e la sfidante si ferma sopra il 42%. Queste le immagini che ci arrivano adesso dalla Francia, ma vedremo tra un po', ci collegheremo con la nostra corrispondente che sta seguendo i festeggiamenti per Macron. Intanto mi vorrei collegare con Manuela Moreno, che è già pronta per questo speciale di Post che andrà in onda dopo il nostro telegiornale, dedicato naturalmente alle elezioni francesi. Sì, Adele, come tutti stiamo aspettando il discorso del presidente uscente riconfermato, mentre la Le Pen, l'abbiamo vista, ha parlato adesso. Ne parleremo ovviamente con ospiti, collegamenti e opinionisti. Subito dopo il telegiornale siamo pronti a prendere la linea e aspettiamo con ansia il discorso di Emmanuel Macron ai piedi della Tour Eiffel, dove, come dicevi, c'è già una festa. Eccoci qui, ci vediamo subito dopo il telegiornale. Allora, tra pochissimo vedremo dunque questa festa e le immagini dell'arrivo di Emmanuel Macron ai piedi della Torre Eiffel. Intanto arrivano già i primi commenti per i risultati elettorali in Francia. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dice: porteremo avanti l'Unione Europea e la Francia. Il commissario Gentiloni dice: Macron dà un colpo al sovranismo. Congratulazioni anche da tutto il centro-sinistra e da settori del centrodestra italiano.
Naturalmente l'altro fatto dominante in questa giornata è la guerra in Ucraina, ormai sono 2 mesi che è cominciata e oggi Pasqua ortodossa è stata una Pasqua di sangue. I bombardamenti continuano a mietere vittime civili, fallisce l'ennesimo corridoio umanitario a Mariupol, l'ONU chiede una tregua immediata. Domani inizia la missione del segretario generale dell'ONU Guterres in Turchia, Russia ed Ucraina. E Kiev chiede a Mosca colloqui nei pressi dell'acciaieria di Mariupol. Ma su tutto questo sentiamo Gianmarco Sicuro.